qui perché mi piace la sigla GMF. Sì. Mi ricorda tantissimo la PFM, la premiata Forneria Marconi. No, infatti, e invece significa... Ci hanno copiato, effettivamente. Vi hanno copiato. Voi siete nati prima di loro. E GMF, provate a pensare cosa significhi, ce lo racconta Maurizio, giusto? Gravi motivi familiari. Gravi quanti? Che prima e ultimo, dai ragazzi. Sì. Ecco. Presentiamo appunto lo Sciccareddo. Me lo facciamo vedere il CD, Sì, Valentino? CD che abbiamo Sai chiamato Costanzo è Valentino, no? Terun. Infatti. Sì. Sì, ma non perché dovevamo venire qua, solo un modo. Lo devo girare di qui? No, qua c'è la chiappa di Annacolo pomodoro. un attimo, ecco. Oh, GMF. Terun. Quindi un modo anche per sdrammatizzare Certo. su questo termine che ci ha identificati per moltissimo tempo. Quindi Dove lo troviamo sto CD? nei peggiori bar di Caracas. Te lo giuro che non l'avevamo provata, è venuta bene. Vi sentiamo allora, ci cantate, suonate Luciccareddu? Luciccareddu. Prego. E quando cantava faccia. Come faccia? Bravi! No, Hai visto? scusi, cioè, scusate, ma siamo talmente tanti, vi passo davanti un attimo, Sì. ma devo complimentarmi anche con lui, con Bravi, Maurizio, bravi. con il resto della troupe della band. Ma dove suonate di solito? Dove eravate? In che senso? Fino ad oggi, dico, dove siete stati? In Sicilia, Io me ne non si può parlare seriamente. No, un po' in giro sono. Fate un po' di tour, di tournée. Sì, Dove possono vedervi i Abbiamo vostri... il capogiro noi, quindi. Chi è? Parli tu per tutti? Sì. Quello che ha fatto le scuole alte è lui, parlo con lui, prego. Sì, serali fra l'altro. Ok, dimmi, No, Maurizio. diciamo che noi stiamo sposando. Posso dire? Auguri! Stiamo portando avanti questo progetto in cui crediamo tantissimo. Ma fate bene a crederci. Sì, infatti è da un anno circa che stiamo promuovendo questo CD in giro per tutta l'Italia e anche fuori attraverso internet, attraverso diverse trasmissioni che stiamo facendo sul satellite. Le peggiori trasmissioni questa, fino ad ora? No, anzi dobbiamo ringraziare Play TV perché ci ha dato questa Guarda, possibilità. lui è Play TV, basta Sì, che sì, lo no. ringrazi direttamente, ce l'ha scritto dappertutto, quindi... Ti ringraziano Paolo! Grazie. Stanno ringraziando. Ma è tanti anni che siete insieme? Quanti Quest'anno anni? è il nostro decennale. Ah, 10 Auguri anni. ragazzi, Sì, sì. 10 anni che fate musica. Siete 10 bravi anni e davvero. abbiamo superato anche il 7° anno di crisi, come si suol dire, quindi contiamo di farne tantissimi altri, vorremmo raggiungere i Pooh se possibile. Secondo me ce la farete, non so perché me lo sento. Oh ragazzi, io più tardi posso sentire qualcos'altro? Va bene, va Si bene. può. Questo quando cantava faceva, era quella l'idea, no? Sì, Io cercavo di capire, ci volevano i Abbiamo sottotitoli. ancora non la essendo- traccia 2 e la traccia 6 da fare. Fantastico. sì, siamo tracciati, quindi non ci sono problemi. Allora Dopo però rimanete mi con dovete noi, fare Giusy. Cristina Crozza, Sì, Ce ci la mancherebbe. cantiamo tutti, dai, che bella. Va bene, le coppole della cultura, quindi cerchiamo di portare avanti questo progetto. Ma Se sai che ci mi piacete riusciamo. ragazzi, veramente? Avete visto le Siamo scarpe? sposati comunque. Anch'io. No, meno male, per fortuna, perché sennò uno pensa che chissà che cosa. No, Perché davvero. questo? Abbiamo rivalutato le vecchie canzoni popolari esatto. siciliane che nessuno ha mai più ricantato o bello. per meglio dire sono state Certo. cantate sempre nella Io- versione folcloristica. Cioè, Tony messo sotto- Cucchiara era uno che ne ha cantate tantissimo, ve lo ricordate? Sì, Sì, però sì, loro ho notato che hanno messo su un groove, un riff più bello, Sì. reggae addirittura, in Sì. alcuni casi, è bellissimo. Nel nostro CD infatti sono racchiuse diverse sonorità perché abbiamo voluto mettere per una volta, in senso positivo anche, la Sicilia al centro del mondo, non solo del Mediterraneo, perché abbiamo accostato diversi ritmi di diverse nazionalità, riarrangiandolo appunto nelle versioni siciliane. Beh, Quindi diciamo che in fatto di musicalità e di musica la Sicilia ha sfornato veramente dei personaggi incredibili, andiamo da Battiato per non dire certo, a Carmen- Gianbella, Carmen cioè Consoli, ci sono Carmen diversi Consoli, artisti. persone, Ivan Segreto. persone di- Mario Biondi. Mario Biondi, Mario è Biondi che catanese, sta vero? andando benissimo. No, non dimentichiamolo Mario che sta lo andando stesso benissimo. Fiorello tra che l'altro. ha una musicalità che Ma io noto attualmente nei grossi network, nelle radio, che c'è voglia di sicilianità e finalmente la Sicilia è messa al centro delle attenzioni non solamente per le situazioni tristi a cui siamo o eravamo abituati. Però Quindi è anche giusto perché nel tempo avete imparato anche che non bisogna sempre piangersi addosso e commiserarsi. No, Purtroppo infatti come vedi questo è ci siamo No, sbracciati. questo è un difetto, e te lo dico perché sono oriundo e sono Sì, sì. fiero di esserlo. Sì. È un difetto della Sicilia, cioè il commiserarsi e il piangersi addosso. Forse sono state Questo anche non si può fare. e non perché vorrei noi sbagliare, abbiamo- non No, vorrei invece sbagliare, no. ma sono state forse anche delle scelte fatte dai politici No, precedenti, ma perché Principalmente. noi siamo stati un popolo che abbiamo è logico subito che- tantissimo. È quindi- logico che l'esempio viene dall'alto, è logico, non è per amore. Se tu guardi il Belice,
hanno ancora le case del 68, mentre nel Friuli dopo 2 mesi avevano costruito tutto. Perché? Perché là si sono dati da fare, qua si davano da fare ma gli portavano via la roba, hai capito? Cioè tu non puoi fare un'autostrada e non passano le macchine, passano le pecore, perché nel Belice hanno fatto quello. Questo è il infatti dramma. anche questo nostro è un messaggio culturale che vogliamo dare. Ma infatti, Quello proprio di rilanciare quella cultura che fino ad oggi in Sicilia è stata un po' oppressa da altre situazioni Infatti. e che non si è portato avanti. infatti, Quindi ma io sono ben questo contento di è questo. il nostro volano che serve Io per sono stimolare ben queste contento coscienze. di questo, Sì. perché veramente è, secondo Il me, progetto è questo. un'isola, una regione dove le persone più sensibili, guarda, ma te lo dicono, io vedo i siciliani, le persone educate, i siciliani, proprio persone veramente, te lo dico Grazie. proprio. Quelle che rappresentano le pale. Ah, ma non ci sarei mai arrivato. Siamo perché- venuti con le pale, quindi Le pale. Occhio che non si rompano, Sono belle, ma non ci sarei mai comunque arrivato. anche Potevo pensare nel qualcosa. nostro look c'è un po' di Sicilia, appunto, Sì, i sì, colori quello della sì. Sicilia, quindi dal mare alle... Mancano solo i cannoli. Poi tutti. No, io Potevate preferirei portarli, però. anche gli arancini, che gli arancini mi fanno impazzire. Le panelle pure, non... Quando ero più grosso ero un'arancina con i piedi. Io mi dicevano che- È vero, no, siete fantastici perché è vero, comunque loro addosso la portano la cultura, Sì. però è smascherata, mi piace questa cosa. Questo è davvero. il look per svecchiare un po' proprio quella... nascondere le taglie. Ascolta, sì, sì. Quanti anni avete a occhio e croce? In 3? In pensione non ci arriviamo tutti. Molto bene. Ok, beh, tanto Ma nessuno. voi c'è abitate a attenzione. Palermo? No, Vicino. Alcamo. È 2 ore che ti dico che sono qui No, perché Giuse di Palermo credevo che fosse anche loro. No, No, anche è perché, vicino, anche perché di Palermo ce n'è una. No? Scusate, no, volevo Dimmi, Paolo. portarvi a conoscenza, tu ormai lo conosci, Walter. Sì, I Massimo, ragazzi, sì, i sì, ragazzi sì, della Sicilia. Grazie che per i ragazzi. Apro subito un inciso, la regione Sicilia dovrebbe darvi davvero qualche medaglia per quello Gli che arresti state facendo domiciliari come... per la Sicilia a livello europeo. Per quanto riguarda